Quella cuciniamo insieme ad Andrea, le paste Elena. Curiosi? E allora? A un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò un dolce tipico di Favara. Favara è un paesino, per chi non lo conoscesse, dell'Agrigentino. Viene denominato questo dolce paste di Elena. Ma perché viene chiamato in questo modo? Semplicissimo, una storia comunque abbastanza recente. I pasticceri Butticè e Albergamo, nativi appunto del paesino di Favara, sapendo della visita della regina Elena e il suo consorte Vittorio Emanuele III nella cittadina, pensarono bene di ideare e creare questo dolce semplicissimo ma buonissimo, dedicandolo appunto alla regina di Elena. Come dicevo, un dolce semplicissimo, facile nella sua esecuzione, credo che forse sarà più brevi, per cui adesso ci dedicheremo alla messa in opera e all'esecuzione di questa fantastica e buonissima e golosissima ricetta, ma allo stesso tempo veramente, veramente semplice. Ci occorrono pochissimi ingredienti, ma buoni. Partendo subito da un disco di pan di Spagna, quindi preparatevi un classico pan di Spagna, e poi tutta una serie di piccoli ma importanti ingredienti per andare a finire e a completare la nostra ricetta. Iniziamo subito coppando con un coppapasta 2 dischi di pan di Spagna, come vedete in questo modo. Una volta coppati i dischi di pan di Spagna li teniamo da parte e continuiamo la ricetta. Della ricotta di pecora, zucchero, gli ingredienti e i quantitativi li trovate nella descrizione, e con una frusta uniamoli. Dobbiamo ottenere una crema di ricotta. Fatta questa crema di ricotta, la teniamo da parte e andremo a tostare granella di mandorle. Sul fuoco, granella di mandorle e tostiamo. Mettiamo la granella in un tegamino antiaderente e facciamola tostare. Nel frattempo, in un altro tegamino e ovviamente in un altro fornello, prepariamo un classico sciroppo di zucchero, quindi acqua e zucchero. E prepariamo uno sciroppo di zucchero. Non appena le mandorle prendono leggermente colore, le togliamo dal fuoco e le facciamo raffreddare. Continuiamo la nostra ricetta. Lo sciroppo è pronto e facciamo raffreddare anch'esso. Allora, adesso, dopo che abbiamo fatto la tostatura delle mandorle, abbiamo preparato lo sciroppo d'acqua, la crema di ricotta, andiamo a preparare un mix di miele e uniamo un po' di acqua calda. Anche di questo troverete gli ingredienti scritti giù in descrizione. Un cucchiaio e mescoliamo. Fatta anche questa operazione, mettiamo il nostro mix di miele e acqua tiepida da parte e adesso possiamo cominciare ad assemblare il dolce. Quindi, come avete visto, veramente facilissimo, semplicissimo e veloce che altro, buonissimo. Ok, come vi dicevo, praticamente il dolce è finito, lo dobbiamo soltanto andare ad assemblare. Io ho dei dischetti sottili, ma può capitare che magari in casa fate del pan di Spagna un po' più cicciotto. Nulla di più semplice. Lo prendete e lo dividete esattamente in 2 metà. Ottenete 2 dischi abbastanza sottili, quei 4-5 mm. Una volta che abbiamo effettuato questa operazione, dobbiamo, con la nostra bagna di acqua e zucchero, andare ad inzuppare il pan di Spagna in ogni sua parte. Ok, iniziamo a comporre. Inseriamo i dischi che abbiamo tagliato e inzuppato e formiamo un cerchio con la ricotta che abbiamo condito e ricopriamo con un altro disco, così, a tappo. Stiamo leggermente e facciamo riposare in frigorifero un paio d'ore. Trascorse le 2 ore, adesso pian pianino lo andiamo a sformare. Ed ecco qua.
La fase seguente è quella di andare a bagnare i bordi nel composto di miele e acqua, nella granella di mandorla. Verdade!